Da qualche giorno i dipendenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento hanno ricevuto un modello precompilato da compilare proprio per segnalare o per prevenire abusi, corruzione negli uffici. Sì, questa è una precisa norma dettata dalla legge 190 del 2012 che prevede appunto che il dipendente che debba fare una segnalazione debba essere naturalmente protetto dall'anonimato e anche da alcune precisazioni che fa la legge, fra quali anche un modello che deve predisporre l'amministrazione per poter arrivare a queste segnalazioni. È una novità, diciamo, per noi e anche, penso anche per le altre pubbliche amministrazioni, che però si sta attuando adesso, diciamo. Da qualche giorno lei è il nuovo commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento e la disposizione che oggi ha riguardato anche i dipendenti si inquadra in un momento di trasparenza e di legalità che è diffuso all'interno delle amministrazioni. Certamente è un momento in cui la trasparenza diventa di casa in casa nostra, ma non soltanto nelle ACP di Agrigento, ma in tutti gli uffici della Regione Sicilia. Tant'è che abbiamo anche un centro unico, un comitato unico di garanzia che si muove in questo contesto per dover di fatto andare a verificare che tutto quanto si muove all'interno delle varie strutture sia nel pieno rispetto del massimo della trasparenza.